amici. Vi racconto la mia prospettiva di lettura su questo gioco degli oltre 100 anni, cioè su questo nascere di Cagliari. E non è certo l'unica. Chi avrà la fortuna di leggere le altre letture storico-istituzionali, diplomatiche e così via, se ne avrà. Però, a beneficio della sede che ci ospita, mi incarico di parlare di storia dell'urbanistica, cioè di quella materia derivata dalla storia dell'architettura che analizza la realtà materiale delle cose alla luce dei documenti, alla luce della storia, ma cercando di capire cosa le planimetrie, cosa le architetture, i muri, la topografia riescono a dare alla storia, usandoli come documenti, in aggiunta a quelli che ci fornisce la nostra compagnia di colleghi. Documenti che a volte sono una semplice casaschiera rimasta al suo posto dal tempo medievale, documenti che possono essere interpretati e letti in modo nuovo. Tanto vedo che è arrivata Francesca Ghirra, che era in locandina. Grazie Francesca della tua presenza, è rimasta, ti procuro una sedia qui. Siamo andati un po' in overbooking. Grazie all'assessore all'urbanistica, e quindi è interessata alla storia dell'urbanistica, spero insomma ti possa interessare in questa lettura, adesso già interesserà. Perché fondare Cagliari se c'era già una città? Perché i pisani, lo sta annunciando il nostro rado storico, perché i pisani sono dei posti del commercio internazionale che hanno già da secoli, forse, o almeno da un secolo probabilmente, hanno già radicato a Cagliari, in tante località della Sardegna, in tantissime località del Mediterraneo, i loro fondaci, cioè le loro rappresentanze commerciali, magazzini, patti di alleanza con le istituzioni locali. E con questo gioco di alleanze i pisani stanno costruendo un impero. Sono una civiltà avanzatissima, i pisani, in questo momento del XI particolarmente secolo. Entrano in qualche modo in gioco nella nostra storia i giudici, perché noi abbiamo qua dei giudici che sono sempre alla luce degli studi, meno personaggi passivi e diciamo un po' con la sveglia al collo, come dicevano una volta, che aspettavano i pisani per farsi spiegare come si fanno le pietre, come si fanno le cose. Sono personaggi piuttosto svegli e avanti nella loro tecnologia, nella committenza, sanno scendere nel mercato internazionale e soprattutto hanno tanta risorsa economica. Emerge in questi giorni, non è il caso di parlarne, hanno relazioni aperte ben lontane dall'isola. La loro città è Sant'Egia e questo ciuffo rosso così serve a rappresentare quel famoso corridoio tirrenico che è allo studio dei nostri amici storici, cioè quella fascia che va assolutamente controllata sul piano internazionale marittimo per navigare con sicurezza fino al Nord Africa, dove veramente ci sono interessi economici enormi. Tutti fondano su questo prospetto tirrenico città nuove durante il 200 e il 300. I pisani sono presenti in tanti luoghi del Mediterraneo, insomma, la storia ce lo racconta, ci parla di una città protagonista che è collegata, diciamo, tra Maometto e Carlo Magno, come diceva Pirelli, collegata tra un mondo nordafricano ricchissimo e decisamente portatore di interessi economici forse ben superiori, ecco, a quelli che siamo generalmente abituati a considerare, è un cuore europeo franco-tedesco che usa le loro navi per fare cose di grande estensione commerciale. Un nostro corregionale, Raimondo Bacchisio Mozzo, i cui studenti sono qui, no, nel senso i cui iscritti al liceo a lui intitolato a quarto sono qui, dico la rappresentanza scelta dal CNR perché hanno meritato di essere qui a questa conferenza. Raimondo Bacchisio Mozzo, prima della seconda guerra mondiale, reperisce una carta che per me è la più bella che c'è, a parere degli storici è una delle più importanti in assoluto come mappa geografica, Portolano, cioè una carta che serve ad andare in giro per il mare, cui è collegato un libro che dice di tutte le località e di tutte le rotte da fare, con precisione, e si fa con la bussola, cioè col compasso.
la rotta tra la Sardegna e Pisa è rappresentata con una precisione alta, proprio perché i pisani sono dei militari, sono dei tecnici, hanno strumentazioni topografiche di rilievo che sono una delle prove della loro perizia di tipo topografico. Una perizia che riversano nella topografia, qui queste linee, portando alla stessa scala, allo stesso orientamento delle due carte, lo testimoniano, una perizia che si riversa poi anche nell'architettura. Vedete la Torre dell'Elefante quanto è perfetta, oppure nell'urbanistica, vedete Cagliari quanto è perfetta nelle sue declinazioni urbanistiche, che non saranno oggetto della chiacchierata di oggi perché sono state già raccontate. Si tratta di precisioni notevoli nel tracciamento, nell'orientamento, nella topografia, nell'uso della trigonometria probabilmente, perché non c'è altro modo per pensare a quanto ben messa sia questa linea che sfiora l'isola d'Elba, che sfiora la testa della Corsica, la misura della Sardegna. Molto bravi i pisani a fare topografia. Probabilmente questa è una carta copiata da grandi cartografi arabi, non se ne sa di più. Certo, si sa che a un certo punto i pisani si interessano, già presenti a Cagliari da lungo tempo, di stabilire qualcosa di più. Alla morte del giudice Guglielmo, come si legge negli scritti dei nostri colleghi, decidono di fare un colpo di mano. Il giudice Guglielmo muore nel 1214, nel 1215 i pisani sono già pronti con un progetto nuovo, una città nuova, ex novo, non dal niente, perché sul castello, sulla rocca c'era qualcosa, ma non una città vera e propria. Ci sono gli archeologi che ci stanno lavorando molto in vari punti e ne avremo, credo, notizie ancora di più delle anticipazioni fatte. Un castello che si definisce come un luogo speciale, quello che noi conosciamo, è il grande crinale costruito dove svettano torri, cattedrale, orientato verso la Darsena, occupa un punto certamente strategico importante e che però prima non c'era. La domanda di partenza dello studio è stata: ma la stessa domanda che si era fatto il grande Puzzu, il grande archivista degli anni 60-70, che si chiese: ma com'era questo posto prima che i pisani arrivassero con la loro città? Com'era Cagliari prima del castello, Villanova, Marina, Stampaccio, tutte cose fatte dopo il 1215-1260? Certo, i pisani hanno bisogno di costruire una loro città. Certo, i pisani lavorano con grande strategia urbanistica perché ne sono capaci, hanno progettisti di prima qualità alle spalle. Disegneranno un progetto e lo utilizzeranno secondo un piano economico e funzionale estremamente complesso e definito, e ben definito, i famosi progetti per casalini, cioè fare tutto quanto a lotti, come si fanno le lottizzazioni moderne, prevederle prima, prevenderle, assegnarle, stabilire regolamenti edilizi traconfinanti verso la strada, massime altezze, tutto quanto doveva essere ben fatto perché abbiamo testimonianza della perizia medievale in questo senso. Intendono controllare il territorio e fare una base militare molto forte verso l'Africa, verso il Nord Africa. Questo è il perché, certo, il perché. Ma soprattutto per riuscirci si rendono conto che devono creare un danno alla forza giudicale presente, cioè la città giudicale di Sant'Egia è in mezzo a questo punto ai loro programmi. Nominare Sant'Egia in mezzo a tanti colleghi autorevoli, diciamo, è complicato, perché Sant'Egia è un po' nelle corde sentimentali della città, tutti se ne sono occupati, è stata creata allo scandalo perché è stato trovato un pezzo qui, un pezzo lì, certi altri dicono che era un'altra parte, forse verso la città mercato, forse a Santa Vendracia, a San Michele, in mezzo allo stando, io non lo so dove sia Sant'Egia e non lo propongo in questo modo, ma senza che questo riesca a danneggiare il mio lavoro. Cioè, dovunque fosse Sant'Egia, ogni volta che nomino Sant'Egia è come dire dovunque fosse Sant'Egia, le cose sono andate più o meno in questo modo. Certo è che Sant'Egia, come questa freccia, sta correndo velocemente verso la città. Tutti quelli che la studiano di recente la spostano tutti quanti un po' più verso la città. Adesso io concordo con
il folto gruppo che sta individuando tra Corso Vittorio Emanuele, Viale Trieste, Via Carloforte, la chiesa di San Pietro su Viale Trieste, che pare che siano dei punti veramente giudicali, insieme alla chiesa di San Paolo che sta davanti al Siotto, diciamo. Ecco, in questo comparto, dove questi sono scavi di Nazarossauro, tante vestigia romane in grandissima quantità, gli archeologi ne hanno una mappa, una conoscenza precisa. In questa zona c'è tantissimo di tipo urbanistico anche, cioè di forme stradali che non sono quelle della campagna. C'è tantissimo di religioso, punti sacri che non sono quelli della campagna qualunque, del contado qualunque. E ci sono anche delle logiche che vanno prese in considerazione, già che tutto sommato il cartello con scritto Sant'Egia non è stato ancora trovato, forse non verrà mai trovato, quindi tanto vale parlarne alla luce di tanti altri pensieri. Certo, studiare la topografia storica ci aiuta, perché sappiamo tutti che Cagliari moderna ha cancellato con nuove strade, nuove piazze, nuovi viali, tutti quelli che ho nominato, escluso il Corso Vittorio Emanuele e Via Carloforte, Viale Trieste, Piazza del Carmine, tutti i viali verso Bonaria, sono tutte ristrutturazioni, cioè gente è arrivata, cioè tecnici sono arrivati, hanno tracciato arterie nuove, hanno sovrapposto città, quartieri isolati, palazzi, chiese, case. È necessario smontare la topografia prima di iniziare a studiare. Lo smontaggio della topografia è il primo lavoro dello storico dell'urbanistica, che deve procurarsi una carta un po' più muta, perché se no, se ci facciamo influenzare dai viali ottocenteschi, che sono quelli che veramente costruiscono Cagliari, noi, e dai toponimi ottocenteschi, noi andiamo fuori strada. Di certo c'è che il quartiere Castello viene fatto nel 1215, ci ha detto Gradozetta, anticipando di un anno grazie ai documenti che sono venuti fuori meglio, è che questo castello deve aver cercato uno sbocco verso il mare, perché era necessario costruire un porto, quel porto di Bagnaria, che però inizia a essere nominato molto tardi rispetto al 1215. Come mai? Perché di porti c'erano in particolare c'erano tanti nomi che si chiamavano portu, e questa è un'altra esatta questione, diciamo, una lunga storia dei luoghi portu. Comunque sia, almeno due sono testimoniati sulla sponda del mare, perché di portu ce ne sono anche dell'entroterra, come ricordava sempre il grande Epidemio. San Pietro del Porto c'è ancora, San Pietro dei Pescatori, ed era proprio sulla riva del mare, sul litorale marino. E Santa Maria del Porto, sotto Bonaria, sulla riva del mare, secondo i documenti medievali. E ha un ruolo in questa vicenda uno degli oggetti, dei grandi fossili guida della topografia cagliaritana, San Saturno, un luogo che è cambiato completamente, sul quale noi non riusciamo mai tanto ad avere di più, perché ha avuto così, ecco, un disastro, ha avuto così tante variazioni. Però assumiamo pure i pochi punti per partire e facciamoci aiutare dai documenti. Santa Maria del Porto è un luogo ricco di evocazioni, perché viene descritta molto, e già studiosi importanti, a partire dagli studi della Cosulpina, avevano identificato la San Bardiglio, quella chiesa che c'è sotto Bonaria, lato, diciamo, sotto la discesa di Bonaria, con Santa Maria del Porto, del Porto Salis, e quindi poi del Porto Grutis, quel porto che i giudici hanno da un bel po' di tempo e che funziona molto bene, e che a un certo punto danno in parte in concessione ai pisani, anzi ai genovesi, ecco, sicut pisani avevano, così come ce l'avevano i pisani, ve lo do a voi genovesi nel 1176, ma è una cosa che andava avanti da molto, la portualità giudicale andava avanti da parecchio. Così come San Saturno è un luogo di importanza per i giudici e di possessi di orti, di terre. Ecco che scegliere Castello per mettersi qua vuol dire mettersi in mezzo a due realtà, una che sia uno Sant'Egia, una zona molto ricca, e vedremo quanto, di monumentalità e architetture medievali, e un'altra che adesso viene fuori meglio. Questa è l'ultima foto di San Bardiglio, ossia chiesa che ha anche cenni romanici, che viene demolita all'inizio del Novecento. Questa è San Saturno, questa è la campagna, la fertile campagna cagliaritana che stava attorno a San Saturno, vicino ai grandi orti di Villanova,
orti giganteschi che andavano fino alla vega, appunto che vuol dire gli orti irrigati, abitati stabilmente da un sacco di gente, definiti dal punto di vista legislativo, cioè gli abitatori degli orti erano cittadini speciali che vivevano negli orti, come se gli orti fossero un luogo urbano preciso, per fines sine ficta limitati, cioè gli orti sono una cosa precisa, dei trattati vengono indicati come una delle cose da giocare. Non sono una campagna così dove qualcuno va a piantare una patata ogni tanto, è un luogo densissimo, io l'ho definito una sorta di conca d'oro cagliaritana, cioè un luogo fertilissimo, parecchio fertile, perché irriguo, tantissimo irriguo, in una geografia e una struttura idrografica e topografica che abbiamo anche discusso con alcuni specialisti. Certo è che quando un bel po' di anni fa mi sono ritrovato con questo documento che dice che vicino a San Saturno, quindi una foto d'epoca, dietro c'è la cupola di San Lucifero, c'era una vigna, forse nello stesso luogo dove il giudice aveva i suoi orticelli pregiati che da poi sono nominati, insomma, già nel XII secolo. E dice in loco dicto lo canale San Sadurno. Ma com'è possibile? Ci deve essere un canale qua, se lo nominano. Una ventina d'anni fa il gioco è stato quello topografico a questo punto, cioè prendere una carta topografica, come si fa nomi tecnici, a volte per altri motivi, e individuare un canale che forse è un confluvio, in linea di massima. Il confluvio assoluto di questa zona è via Dante, è la via che prosegue, come nota oggi, come via del cimitero, cioè quella strada dove poi si è messo il trenino complementare, diciamo, che da Piazza Repubblica va verso, e ci riandrà, perché questo fantastico progetto del comune di guidarci la ferrovia andrà in porto. Questa corsia laterale di via Dante, che i più anziani ricordano come spazio non asfaltato, e che è un canale che a parer mio è un portocanale. Una bella affermazione. Perché un portocanale? Beh, innanzitutto perché c'è un porto, perché c'è Santa Maria del Porto, perché San Saturno la chiamano De Portu Caralitano, perché c'è il Portu Salis, perché c'è il Portu Brutis, perché ci sono una raffica di altre cose che poi ho elencato insieme, che parlano di porto lì, comprese macchine, gru per sollevare merci, spostare, perché ci sono i pisani del porto, che pare che debbano essere considerati lì a questo punto abitatori pisani del porto di Cagliari, quelli che hanno stato lo statuto dei pisani del porto di Cagliari, erano probabilmente abitanti sotto Bonaria, in una zona, tra la zona del cimitero probabilmente, di qualche falda di Bonaria, dove c'era un borgo abitato in modo serio. E infatti per questo nel 1229 i francescani vanno lì. Quando i francescani arrivano a Cagliari, pochi anni dopo la morte di San Francesco, i francescani vanno in centinaia di città europee, con un piano militare che non lascia grandi errori dietro di sé. Si va dove ci sono delle cittadine che hanno un carattere militare, mercantile ed economico solido. Si vanno in punti così. E questi francescani vanno lì, non vanno né a Sant'Egia, che era appena entrata in conflitto palese con Pisa, erano in guerra, c'erano delle scomuniche di mezzo, tantomeno vanno a Castello, che era un luogo dei cattivi ai quali i pisani, ai quali il Papa gli stava dicendo: andate subito via dal castello, lasciate subito via, l'avete preso senza nessun diritto, senza nessuna volontà da parte nostra, da patto che dovevamo darvi perché ne l'avete chiesto, l'avete fatto, e se l'avete fatto smontatelo, andate via da Cagliari. I pisani non si fanno assolutamente, se ne fregano in questa affermazione papale e rimangono, e bene fanno, perché poi vincono questa giocata di prepotenze. Però rimane questo porto caralitano, un porto caralitano che a rileggere tutti quanti i documenti appare sempre lì, sempre davanti al famoso angolo sotto Bonaria, che si presterebbe bene a essere portuale se interno, perché fuori, senza nulla di interno, quel punto è maledetto, non ci si può ancorare nulla. Bene lo sanno gli appassionati di mare di Cagliari, non ci si può certamente ormeggiare lì davanti, a meno di non avere i moli che ancora non sono stati messi nelle strategie, e a meno di non avere una protezione tipo canale. I porti giudicali, i porti medievali sono di norma,
dentro canali o dentro lagune.